agenda. Sì, stiamo sperimentando, abbiamo ormai completato un modello di utilizzo dell'intelligenza artificiale per far sì che a fronte della programmazione da parte dello specialista di una serie di indagini che devono naturalmente precedere poi la valutazione di controllo, l'intelligenza artificiale ci aiuti i personali di front office a individuare le date in modo tale che gli esami siano messi in sequenza corretta prima della visita di controllo con le date e gli appuntamenti già fissati, in modo tale non soltanto c'è una sequenza corretta, ma il cittadino non deve più tornare per la prescrizione. Quanto la gestione gestionale, chiamiamola così, con la tecnologia vi sta aiutando anche nell'abbattimento delle liste d'attesa? Quanto proprio l'organizzazione dei dati? Allora guardi, intanto le risponderei questo, 60% almeno organizzazione, che sia digitale o non sia digitale, cioè la disorganizzazione nella gestione della specialistica ambulatoriale è una delle cause principali dell'accumularsi di liste d'attesa. Non è solo un problema di domanda e offerta, è ovviamente anche un problema di domanda e offerta, ma intanto moltissimo un problema di organizzazione. Il digitale ci sta aiutando. Adesso il nostro sforzo principale è quello di rendere totalmente interoperabili anche gli applicativi che sono presenti nelle diverse aziende, perché nel decreto, come sapete, è previsto anche che ci sia un'interoperabilità fra regioni e Ministero e che quindi ci siano dei CUP intraregionali o regionali. Il nostro obiettivo è quello di realizzare l'omogeneità intanto a livello di azienda, di singola azienda, e poi rendere interoperabili tutti i CUP della regione. È chiaro che la transizione dalle vecchie 21 USL a quelle attuali ancora ci lascia in eredità alcuni passaggi informatici da fare per uniformare completamente il sistema.